Queste immagini eloquenti ci sono state inviate da alcuni telespettatori. Le auto lungo viale Canevare, a 2 passi dall'aeroporto Canova, vengono parcheggiate in divieto di sosta anche per un'intera settimana, senza che mai venga strappata una contravvenzione o venga fatta una rimozione. E soprattutto per giorni anche qua dove non è a pagamento, però la sosta è di 90 minuti al massimo nell'arco di una giornata. Il codice della strada e un cartello dice divieto di sosta con rimozione forzata, non ci sono santi né miracoli, la macchina va levata, basta. Parcheggio selvaggio e poi anche rifiuti di ogni tipo. Capita spesso che rifiuti vengono lasciati, bibite, lattine di bibita lungo la strada e non vengono raccolti. I controlli da parte della polizia locale sono inesistenti, ci dicono i residenti. C'è tanto di cartello che dice rimozione forzata, la polizia ci passa davanti, ma ogni volta, anche quando la chiami, non fa niente. Nonostante nella via sia stato inaugurato un nuovo parcheggio, c'è da dire però, per spezzare una lancia in favore di alcuni automobilisti, che alle volte gli stalli a pagamento non bastano, specie nei fine settimana o per i ponti delle festività. In questo caso molte persone sono costrette, pur di non perdere l'aereo, ad abbandonare l'auto anche negli spazi non consentiti. Alcune volte i parcheggi non sono sufficienti. Così la gente, per non perdere Per non perdere l'aereo è costretta a parcheggiare anche in divieto di sosta, sperando di non prendere la multa. Nell'aeroporto Canova arrivano e partono più di 2,5 milioni di persone all'anno, ma lo scalo aereo, secondo il parere di molti autisti e automobilisti, non ha un adeguato spazio per la sosta di autobus e automobili.